Ladri in giardino messi in fuga dai proprietari, razzie in case e bar, allarmi, furti a Breda di Piave, la paura delle vittime, la rabbia del sindaco. Con queste leggi siamo impotenti. 12enne di Castelfranco salvato in extremis da un giovanissimo bagnino della Guardia Costiera a Jesolo, era in mare nonostante il divieto per il vento. La superstrada pedemontana divora i fondi regionali colpendo i progetti per la sicurezza stradale di 240 comuni del Veneto. La denuncia del consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra Zanoni, la replica di Alberti stravolge i dati a fini elettorali. Dalla mezzanotte scattati da Ziusa il 15% per l'Unione Europea, la preoccupazione in Veneto dove le associazioni di categoria lanciano l'allarme. La glaciazione demografica nei dati dello CGIL, meno 3.500 nati in 20 anni, nel 2043 nella Marca ci saranno oltre 300.000 over 65. L'anticiclone Caronte porta alla prevista ondata di caldo, temperature fino a 39 gradi, il picco domenica, ma il Veneto sarà nella morsa dell'AFA anche la prossima settimana. Sono a Vana, Ciambella e Balui, 3 nuovi dottori a 4 zampe che nei giorni scorsi hanno fatto il loro ingresso nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Conegliano. Norma Leonora Breda ha spento oggi ben 102 candeline nella sua casa di Spresiano, ha festeggiato con la sua famiglia, il loro amore racconta, è il mio segreto per la longevità. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi titoli, la cronaca in primo piano, notata da incubo a Breda di Piave, nel mirino dei ladri, abitazioni e bar, in una villetta, malviventi messi in fuga dai proprietari. In 3 incappucciati con passamontagna hanno fatto irruzione in questa villetta intorno alle 22:30, nessuna remora, incuranti delle telecamere di sorveglianza sono entrati in giardino. 2 sono passati scavalcando la rete, il terzo ha oltrepassato il cancello. Poi hanno percorso il perimetro del giardino, forse nell'intento di evitare le telecamere. Si sono posizionati dietro la macchina e in quel momento si è accesa la luce delle telecamere. La mia compagna, eravamo a letto, ma la mia compagna era sveglia, ha guardato il telefono, ha visto queste persone, insomma, intruse, mi ha svegliato. Lei intanto ha chiamato i carabinieri, io sono uscito in terrazzo, però come hanno sentito la zanzariera alzarsi sono scappati via. La prontezza dei proprietari ha fatto desistere i ladri. In casa erano presenti anche dei bimbi piccoli, tanta la paura, la figlia undicenne per tutta la notte non ha smesso di tremare. Ora Raffaele Donadi ha deciso di potenziare ancora di più il sistema di videosorveglianza. Sì, per forza, perché è meglio controllare tutta la proprietà, perché può essere come in questo caso è stato un buon segnale di avviso, insomma, ci siamo salvati per le telecamere. Come dormirà stanotte? È un po' in ansia, perché bisogna sempre stare con le orecchie aperte e qualsiasi rumore può essere... sì, si fa sentire, insomma, anche qualsiasi piccolo rumore. Pochi chilometri da Pero di Breda di Piave ci spostiamo a Vacille, il colpo messo a segno intorno alle 2 del mattino ad allertare la titolare l'allarme, ma quando è arrivata i ladri erano fuggiti con i registratori di cassa trovati aperti dai carabinieri in un campo poco lontano. Questa è la finestra che hanno aperto. Ecco, questa è rotta. Questa sì, praticamente sì, la dobbiamo aggiustare, hanno fatto un buco. Sono entrati con qualcosa e hanno alzato la... che poi tra l'altro sono stati anche abbastanza bravi perché questo è in mezzo, quindi cioè proprio calcolato. È stato un colpo velocissimo. Velocissimo, ma ti dico, penso che 2 secondi se farla grande, proprio perché quando sono arrivata io proprio non c'era nessuno. Un colpo fulmineo, i ladri sapevano dove e che cosa prendere. Il bottino esiguo, spiccioli, ma i danni che ora deve sistemare la proprietaria sono maggiori. Entrambi hanno presentato denuncia ai carabinieri che hanno fatto scattare le indagini. E continuiamo a parlare di furti a Breda di Piave, l'esasperazione dei cittadini, l'amarezza del sindaco Cristiano Mosole. La normativa è favorevole a chi delinque. Ladri senza scrupoli che fanno irruzione nelle case, anche se all'interno ci sono i proprietari. I cittadini hanno paura e sono esasperati. Nulla ferma i malviventi negli allarmi, nelle telecamere. Purtroppo ti entrano in casa, diciamo che non è che aspettano magari di entrarci quando non ci sei, ci entrano anche quando ci siamo e come facciamo a difendersi? Soprattutto perché, insomma, ci diceva qui, siete anche molte persone anziane. Sì, qua tutti anziani.
Io ho 80 anni, mio marito ne ha 84, partite quasi tutti da 85, la signora l'ha presa poco, per cui certo che avevamo anche più paura magari di quei giovani, però la paura che se... Anziani, ma non solo, indifesi di fronte alla sfrontatezza dei malviventi. L'amarezza del sindaco di Breda, che questa mattina è andato a trovare il cittadino che ha messo in fuga i ladri. Intanto aumenta fra la gente l'insicurezza. Nessuno si sente sicuro e noi primi cittadini non possiamo garantire sicurezza, ma garantire è già un termine forte. Non riusciamo a fare quello che vorremmo fare, quel qualcosa in più che permetta ai nostri cittadini di stare un po' più tranquilli. Quindi siamo con le mani legate, impotenti, ecco, aggiungerei. La certezza della pena, una frase troppo utilizzata, ma che deve prima o poi essere presa in considerazione, non solo, spiega il primo cittadino. La normativa è molto favorevole, diciamolo tranquillamente, a chi vuole compiere il reato, al malintenzionato, perché deve essere beccato sul fatto e poi tante volte viene comunque rilasciato nel giro di poco. Quindi abbiamo bisogno di avere una certezza. Allora ecco che forse riusciremo a invertire questa tendenza, riusciremo a invertire questa tendenza che sta diventando purtroppo tristemente la normalità. Cioè, siamo noi che dobbiamo abituarci a questi fenomeni? No, deve essere esattamente il contrario. Si tratta di bande di ladri specializzati che sanno come colpire, raid veri e propri nel territorio, entrano, arraffano preziosi, i ricordi di una vita, danneggiano e distruggono quello che trovano. Bottini, a volte magri, ma si lasciano dietro la disperazione dei cittadini violati nella propria casa. Va in posta per farsi attivare una carta di credito prepagata, ma scoprono che il suo documento di identità è falso. Una 35enne residente in provincia di Napoli arrestata dai carabinieri, è successo a Motta di Livenza, è stata l'impiegata dell'ufficio accortasi delle anomalie del documento ad allertare i militari. I militari procedevano all'arresto della donna e al sequestro del documento di identità. In difficoltà tra le onde, 12enne di Castelfranco salvato grazie ad un giovanissimo bagnino di Jesolo Turismo e all'intervento della Guardia Costiera. È accaduto ieri davanti alla spiaggia del Faro. Eccolo mentre viene issato sul gommone della Guardia Costiera, sul quale un istante dopo sale anche il bagnino che l'ha salvato. Siamo sulla spiaggia del Faro e da poco passato mezzogiorno un ragazzino di 12 anni di Castelfranco, nonostante la bandiera rossa ed il divieto di balneazione, si è immerso trovandosi subito in difficoltà, spinto dalla corrente al largo e verso gli scogli. Provvidenziale l'intervento dell'addetto al salvataggio della torretta gestita da Jesolo Turismo, che si è subito tuffato ed ha raggiunto il bambino. Nonostante la giovane età, il bagnino a 18 anni ha capito la problematicità della situazione. Le condizioni proibitive del mare, il forte vento rendevano impossibile tornare a riva, mentre la corrente spingeva entrambi verso gli scogli. Con sangue freddo il bagnino ha valutato la situazione di pericolo ed è riuscito a portarsi all'esterno, facendosi trasportare dalla corrente. Nel frattempo era stata allertata la Guardia Costiera, che è intervenuta con il gommone. Fortunatamente l'assistente bagnante è stato molto celere nell'intervenire e quindi ha potuto mettere in sicurezza il ragazzino, però ovviamente era impossibilitato a poter rientrare a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Era presente peraltro la bandiera rossa con cui non bisognerebbe mai andare in acqua. E a quel punto il nostro intervento è stato tempestivo e nel giro di pochissimi minuti siamo riusciti a mettere in sicurezza sia il ragazzino che l'assistente bagnante. Il ragazzino sta bene ed è stato riportato dalla mamma. La Guardia Costiera, a maggior ragione in questo periodo di grande afflusso di bagnanti sul litorale, ricorda quelle che sono le norme da rispettare per divertirsi al mare in sicurezza. La bandiera rossa significa sempre e comunque di non immergersi, è sconsigliato immergersi anche se si è nuotatori esperti, perché il mare di per sé è un ambiente pericoloso e come tale deve essere trattato, perché quello che potrebbe sembrare semplice da un momento all'altro può mutare ed è quindi necessario prestare la massima cautela, così come è necessario e importante prestare attenzione ai divieti. In prossimità delle foci dei fiumi è vietata la balneazione.
La superstrada pedemontana veneta divora i fondi regionali e a farne le spese sono i progetti per la sicurezza stradale di 240 comuni del Veneto. La denuncia è di Andrea Zanoni. Secondo il consigliere regionale di AVS è necessario rinegoziare la convenzione con il privato, al quale la regione paga un canone annuo e molto superiore alle entrate che arrivano dai pedaggi. A Treviso, su 58 sindaci che hanno chiesto di fare opere come rotatorie, marciapiedi, piste ciclabili, segnaletiche, eccetera, si sono visti finanziare questi progetti solo in 8 su 58. E questo perché? Perché non ci sono fondi destinati alle opere pubbliche, alla viabilità, e la coperta è corta, e questo è il problema. Il buco della pedemontana assorbe tutto. Il buco nelle finanze regionali causato dalla superstrada pedemontana veneta divora i progetti per la sicurezza stradale di 50 comuni della Marca e di ulteriori 288 comuni del Veneto. È quanto afferma il consigliere regionale Andrea Zanoni di AVS, analizzando i dati dei finanziamenti stanziati per i comuni che hanno partecipato ad un bando regionale per migliorare la viabilità e la sicurezza dei punti critici delle strade del Veneto. Sui 288 progetti presentati dai sindaci e risultati finanziabili ne saranno realizzati solo 48, e questo, continua Zanoni, a causa di un'errata valutazione delle previsioni di traffico sulla pedemontana. Quando il presidente Zaia ci portò la terza convenzione in aula, ci portò anche una valutazione su quelle che sarebbero state i flussi di traffico, e ci furono portati 5 diversi studi. Alla fine decisero che ci sarebbero stati 27.000 veicoli giorno di traffico giornaliero medio. Il problema è che hanno scelto una cifra troppo elevata, una previsione troppo ottimistica. E su quella previsione, continua il consigliere di AVS, si basa la convenzione con il privato, al quale la regione paga per 39 anni un canone annuo di oltre 200 milioni, a fronte di entrate per il 2025 stimate in poco meno di 149 milioni, nonostante lo sconto sui pedaggi in vigore dallo scorso marzo. La differenza la deve mettere la Regione Veneto. Quest'anno si parla di 52 milioni a bilancio, ma saranno di più perché le entrate sono state meno del previsto. Quindi la pedemontana veneta crea un buco nelle casse della Regione, con delle ripercussioni anche sulla sicurezza dei cittadini trevigiani e veneti. Questa situazione si può risolvere andando a rifare la convenzione, andando a trattative col privato, prendendo atto che i flussi di traffico che erano stati sottoscritti dalla Regione ma anche dal privato erano del tutto sbagliati. Dura la replica della vicepresidente assessore alle infrastrutture del Veneto Elisa De Berti, che accusa Zanoni di manipolare in modo inaccettabile i dati pubblici a fine di propaganda. Zanoni attacca De Berti, sostiene che i fondi regionali per la sicurezza stradale sarebbero stati divorati dalla superstrada pedemontana. Si tratta di un'affermazione falsa, facilmente smentita dai numeri. La Regione ha corrisposto il primo canone di disponibilità per la pedemontana a partire dal 1 marzo 2024 eppure dal 2016 al 2023, quindi prima che la pedemontana entrasse in esercizio, sono stati finanziati oltre 105,8 milioni di euro per la sicurezza stradale, con una media annua di 13,2 milioni. Per l'anno 2025, con la pedemontana attiva, è stato invece approvato uno stanziamento di 17,5 milioni di euro. Zanoni cita 50 comuni trevigiani esclusi dai finanziamenti, prosegue la vicepresidente, ma dimentica di spiegare che il bando regionale è competitivo come ogni procedura trasparente e pubblica e prevede una graduatoria basata su criteri oggettivi. I comuni partecipano liberamente e vengono valutati con le stesse regole senza alcuna discriminazione. Dalla mezzanotte scattati, dazi USA al 15% per l'Unione Europea, grande la preoccupazione in Veneto, dove le associazioni di categoria lanciano l'allarme: a rischio 2 miliardi di euro all'anno, sarà necessario sostenere le aziende in crisi. La preoccupazione è molta su questa situazione, che se ne parla da mesi. Questi dazi sembra il 15%, si parla anche del 30%.
Basta il 15% perché la preoccupazione sia un danno per le nostre imprese, per i nostri collaboratori e per il nostro territorio. Dobbiamo pensare che l'America è il terzo mercato per il nostro Veneto e per l'Italia, con il 9,2%. È il D-Day dove la D sta per dazi naturalmente e la cosa preoccupa tutte le attività produttive della regione. Il timore è che i danni siano molti per l'economia del territorio. La CGA di Mestre ha stimato in 2 miliardi di euro l'anno la perdita per le attività venete. L'export è importante soprattutto in province come Vicenza e Treviso, perché il grosso dell'export negli Stati Uniti è concentrato nei macchinari e queste sono 2 province insieme a Padova che hanno un grande ruolo in questo settore, per cui possiamo parlare di almeno 4 volte le imprese, almeno 1600 imprese colpite direttamente e un numero di dipendenti che supera i 20.000 direttamente, ma guardate che il grosso è davvero l'indotto in tutto il Veneto. Non solo gli artigiani ma anche gli agricoltori sono in fibrillazione, un mercato, quello a stelle e strisce, che vale 8 miliardi di euro l'anno per il comparto agroalimentare veneto. Dalle stime che noi abbiamo, l'applicazione di questi dazi comporterebbe a una riduzione del valore delle esportazioni pari a oltre 1 miliardo di euro. Tra questi uno dei settori maggiormente colpiti sarà quello vitivinicolo. Abbiamo la vendemmia che è a ridosso e alle porte, è una vendemmia di forte preoccupazione. Gli agricoltori inoltre esprimono soddisfazione per il tavolo di crisi aperto al Ministero dell'Agricoltura per togliere i dazi al comparto. Le associazioni di categoria tutte chiedono aiuti a breve termine da parte del governo. L'aiuto avviene attraverso, ad esempio, una energia che abbia un costo minore, ma soprattutto che ci sia un sistema che vada ad aiutare le imprese a semplificare quella che è la burocrazia e quindi diventi un aiuto per tutti noi. Per gli artigiani la politica deve guardare anche oltre e aiutare gli imprenditori a trovare nuovi mercati. È finito il tempo dell'imprenditore che parte da solo con la valigetta. Serve che qualcuno lo accompagni in quel paese e poi l'imprenditore con la valigetta farà il suo lavoro. Però servono strumenti finanziari, serve promozione, serve un accompagnamento del sistema bancario, ma soprattutto delle istituzioni, nelle fiere, creando degli incoming che portino in Italia imprese di altri paesi. 3.500 nuovi nati in meno nella Marca negli ultimi 20 anni, il crollo delle nascite e l'invecchiamento della popolazione al centro dell'ultima indagine dello SPCGIL di Treviso. Nella provincia di Treviso sono meno 38% di nuovi nati e in 20 anni, dal 2004 al 2024. Altro che inverno demografico, quella che emerge dall'ultima indagine dello SPCGIL è una vera e propria glaciazione demografica, meno 38,7% di nuovi nati negli ultimi 20 anni, con picchi in alcuni piccoli comuni della Marca. Un dato che emerge è la bassa natalità in alcuni comuni, come il comune di Cavaso del Tomba, Refrontolo, Porto Puffolè, dove non si raggiungono nemmeno i 10 nati in un anno. Questo cosa comporta? Comporta poi una desertificazione dei territori in termini di pianificazione dei servizi, chiusura di asili, scuole e mancato ricambio generazionale. Tengono sul fronte delle nascite i comuni più popolosi. Abbiamo Treviso con 531 nati all'anno, che comunque non raggiunge neanche la cifra di 2 nati al giorno, per poi susseguirsi a Castelfranco, Montebelluna, Mogliano. Sono i comuni che hanno numeri più alti, però sempre verso un minimo sindacale. I comuni dove abbiamo più anziani sono anche quelli della zona di Treviso Sud, compresa proprio la città di Treviso. Infatti abbiamo l'indice di vecchiaia più alto, dove abbiamo 2 anziani ogni giovane, e poi tutta la zona del Vittoriese. Fanno meno figli anche le famiglie straniere, che in termini assoluti negli ultimi 10 anni hanno dimezzato le nascite. Anche l'età media della popolazione attiva è sempre più alta, con l'età media dei lavoratori che si piazza nella Marca tra i 47 e i 57 anni. Se noi
non aiutiamo proprio economicamente le famiglie e le persone che fanno figli, quel dato che ormai è diventato europeo, una denatalità alta, un aumento dell'età delle donne che fanno figli, il rischio è che se si bloccassero i flussi migratori ci troveremo in una società senza ricambio. Ondata di caldo africano in arrivo per le prossime 2 settimane, con temperature che toccheranno anche i 38 gradi a Rovigo, che sarà sempre la città più calda del Veneto. Torna Caronte, l'anticiclone africano, sinonimo di estate torrida, caldo, umido e afa, quella che non dà tregua. Dal fine settimana, in particolare tra sabato e domenica, le massime si spingeranno oltre i 35 gradi in tutta Italia, con locali picchi domenica sino a 36-38, proprio nell'area padana, con Rovigo che sarà sempre la città più calda del Veneto. Le minime faticheranno a scendere sotto i 24-25 gradi, almeno fino a dopo Ferragosto. Seguire i consigli degli esperti resta fondamentale. Per le persone fragili, quindi gli anziani, le persone over 65, over 70, la prima cosa da fare è evitare l'uscita nelle ore calde. Quando parliamo di ore calde vuol dire da mezzogiorno fino alle 16:30-17, quindi si può utilizzare la mattina prima per fare le proprie spese e poi il pomeriggio per fare passeggiate in ore che non siano ovviamente dove il sole è a picco. Seconda cosa, idratarsi, che vuol dire almeno 2 litri di acqua al giorno, evitando che non sia ghiacciata, sia fredda. Tenere sempre un cappellino in testa per evitare i colpi di sole quando si passeggia, utilizzare l'aria condizionata senza esagerare e soprattutto rivolgersi al curante se si ravvisano problemi respiratori più gravi. Chiaramente rivolgersi al suo medico curante se uno si sente disidratato, oppure il pronto soccorso dove appunto le persone vengono aiutate, vengono riidratate. Però è fondamentale bere tanto, evitare cibi pesanti. La bolla calda colpirà anche l'arco alpino, causando sofferenza alle montagne e ai ghiacciai, già da tempo in grave difficoltà. Attenzione quindi anche al rischio valanghe. Rialzata l'allerta anche nei pronto soccorso degli ospedali regionali. Se in questi giorni gli accessi sono calati, con Treviso che si attesta sui 200 giornalieri, il caldo potrebbe far impennare i numeri, ma sono anche le forme virali a destare preoccupazione. E il caldo potrebbe farli aumentare, ecco perché è importante prevenirlo, perché sicuramente il caldo può essere una minaccia e quindi persone che arrivano in pronto soccorso disidratate. Le forme virali purtroppo legate a sindromi influenzali, chiamiamo parainfluenzali, legate a virus vari che girano, ci sono ancora. Noi abbiamo 100 persone ricoverate che hanno ancora sindromi simili influenzali, cioè che hanno problemi respiratori. Dopo aver atteso oltre un anno per una visita oculistica, il signor Angelo Zancanaro di Mogliano si è rivolto ad Antenna 3 per cercare di sbloccare la situazione, ormai disperato. Adesso abbiamo pensato a voi, ecco, perché qualcosa bisogna fare. Non sai dove battere la testa, no? Vai all'ULSS e loro ti dicono, anche loro avranno le loro disposizioni, però ti dicono quello che devono dirti e tu aspetti. Si è rivolto ad Antenna 3 il signor Angelo Zancanaro, che da poco ha compiuto 81 anni e da oltre uno, precisamente dal luglio 2024, attende una visita oculistica. Da quando, cioè, presa l'impegnativa col suo curante chiamato il CUP, ha ricevuto solo oggi una chiamata per fissare l'appuntamento, che sarà il 1° settembre. E se avesse voluto avrebbe anche potuto anticipare. Ma no, non è quello, è che aspettare un anno, un mese non cambia tanto. È l'anno che è più lungo. Sì, è oggi che me l'hanno mandato, mi hanno detto di confermata, insomma, ecco. Un calvario iniziato lo scorso anno che non ha prodotto nulla, nemmeno dopo varie sollecitazioni, per una visita la cui tempistica era prevista entro 3 mesi. Una visita che non è proprio vista da me, che non è una visita proprio da poco. Mi dicono che ho del glaucoma che sta partendo. È una visita di controllo, sì. Adesso l'appuntamento è fissato, grazie anche al pronto interesse del direttore Benazzi, al quale però il signor Angelo rivolge una domanda. Mi sembra strano che in un anno non abbia trovato un buco per fare una visita. Ecco.
Proprio il dottor Benazzi ha comunque voluto tornare sul punto delle liste d'attesa. Intanto mi scuso con l'utente, sicuramente sarà una visita di controllo. Allora, noi ci siamo molto concentrati sulle B, cioè quindi quelle a 10 giorni, quelle urgenti, quelle a 60-90 giorni. Sulle visite di controllo stiamo comunque recuperando molto. Ci siamo anche impegnati, lo dico per tutti, a ridurre le catarate, cioè gli interventi di catarate che prima avevamo un anno e mezzo, 2. Entro dicembre li portiamo a 3 mesi. A fine anno riusciremo anche ovviamente a recuperare tutte le visite che sono quelle di controllo. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio. Rifiuti abbandonati in un parchetto nei pressi della Ghirada, l'accusa dell'associazione Prima i Trevigiani. A parlare il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Ciamini. Sono stati gli ospiti della caserma Serena. Pentole, tegami appoggiati sulle panchine, piumini invernali appesi ai rami degli alberi e ancora rifiuti a terra. È quanto hanno trovato alcuni cittadini che vivono nei pressi del Parco d'Alpi in zona Ghirada, residenti che, cellulari in mano, hanno immortalato il degrado. E questa non sarebbe la prima volta che accade. A dar voce alla protesta è il comitato Prima i Trevigiani. La situazione non è più sostenibile. Ci dicono con estrema certezza che siano gli ospiti della caserma Serena. Ecco, se così fosse, io chiedo a chi gestisce la caserma Serena di istruire questi incivili al buon senso e all'educazione civica. Nessuno vieta loro di frequentare i parchi, ma quando se ne vanno deve rimanere tutto pulito, perché i parchi sono frequentati da famiglie e bambini. Sembra che in precedenza questi episodi, come segnalato dai cittadini, avvenissero nei pressi dell'Hotel Maggior Consiglio. Non solo, ma ultimamente le segnalazioni stanno aumentando soprattutto nei parchi situati nella zona di Treviso Sud. Ho già avvisato il sindaco e la polizia locale. A mio avviso ci vorrebbero delle sanzioni più rigide verso gli autori di questi gesti. Bisogna potenziare il controllo, dice. È fondamentale che vengano al più presto installate anche telecamere di sicurezza o fototrappole. Sono Havana, Ciambella e Balù i 3 nuovi dottori a 4 zampe che nei giorni scorsi hanno fatto il loro ingresso nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Conegliano nell'ambito di un progetto di pet therapy che durerà un anno. Non solo sono i migliori amici dell'uomo, ma da qualche giorno in psichiatria Conegliano sono anche i migliori amici dei pazienti. Si tratta di Havana, border collie, Ciambella, una labrador cioccolato, e Balù, un cane corso, 3 splendidi affettuosi pelosi che aiutano i degenti ricoverati nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura a ritrovare emozioni di benessere, fiducia e autostima, riducendo i livelli di ansia anche per gli stessi operatori sanitari. Questi interventi di educazione assistita con gli animali hanno una ricaduta positiva sia sugli utenti che, ricordiamoci, sono in una fase di acuzie perché ricoverati in reparto, rispetto ai livelli di ansia, tolleranza alla frustrazione, ai tempi di attesa, stimolano delle emozioni e la capacità poi di rapportare le emozioni che l'animale ha suscitato all'operatore. Il progetto, avviato a luglio, avrà la durata di un anno e sono previsti incontri settimanali con i cani per i pazienti selezionati in base al profilo diagnostico. La seduta con l'animale si svolge ogni martedì ed ha dei luoghi dedicati che sono stati ricavati nel reparto, quindi se è bel tempo il giardino oppure la stanza delle attività già prevista all'interno del reparto. Poi c'è la seduta con l'animale con dei giochi, lo spazzolamento, il pettinamento, l'accarezzamento, i giochi che si fanno anche con i cani, e poi il debriefing, perché l'utente viene valutato sia prima che dopo dall'equipe multiprofessionale. A supportare i medici la cooperativa Insieme si può, che da anni si mette a disposizione con progetti dedicati alla fragilità. Insieme si può da anni ha investito nella formazione di operatori specializzati, nella composizione di un'equipe che prevede anche la figura del veterinario, dello psicologo, dell'educatore, dell'operatore, coadiutore per le diverse specie animali. E poi ci sono loro, i cani, che non vengono particolarmente addestrati, ma incoraggiati nella loro indole, che nel caso di Labrador e Border sono più collaborativi. Sono cani prosociali
che amano stare con le persone e amano anche ricevere attenzioni dalle persone stesse. Però per esempio Balù, che sarebbe il terzo cane coinvolto nel progetto, è un cane corso, quindi nessuno si aspetterebbe di vederlo come cane da pet therapy, ma l'ho visto come cane da guardia. In realtà lui ha molte caratteristiche prosociali. Ecco qua, adesso allora metto giù il gioco, va bene? Metto giù il gioco, aspetta un attimo, brava. Norma Eleonora Breda ha spento oggi ben 102 candeline nella sua casa di Spresiano, ha festeggiato assieme ai figli e il mazzo di fiori portato dal sindaco Marco Della Pietra. Ha bevuto il caffè tranquilla, circondata dall'amore dei figli, della sua famiglia. Seduta in mezzo al verde ha parlato con quanti sono arrivati per farle gli auguri. Ha regalato sorrisi ed ha ricordato alcuni momenti della sua vita. Norma Eleonora Breda oggi ha festeggiato ben 102 anni. Longeva sì, ma lucidissima. Il suo segreto ce lo ha raccontato, aiutata dal figlio più piccolo. Il tuo segreto io ora 102 anni, cos'è io? Avere la salute, star bene, avere tutti i fiori che si sta bene insieme, è tutto. Nata nel 1923, ha lavorato per anni nella fabbrica La Filatura del Montello. Mamma di 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, ha dedicato la sua vita alla famiglia. La sua è una delle famiglie storiche di Spresiano. Ai 4 figli, Guido, Luciana, Antonella e Lorenzo, anche dopo la morte del papà, non ha fatto mai mancare nulla. Oltre un secolo di vita che ha festeggiato tra fiori e dolci. Il mazzo che ha voluto tenere in mano è quello del sindaco Marco Della Pietra, arrivato in giornata per farle gli auguri. Qua te ha un paradiso? Sì. Ah? Sì, non arriva, non è uno che si occupa. Ma ascolta, se vuole lavorare, lavora. Fino a poco tempo fa andava nell'orto, ora ci ha confidato, fa andare gli altri, ma a lei piace controllare, ma quando riesce va a raccogliere qualche verdura. 102 anni e un sorriso immenso. Quest'anno non si correrà la celebre corsa Vittorio Veneto Cansiglio. A spiegare i motivi del rinvio dell'edizione 2025 l'Automobile Club Treviso, organizzatore dello storico evento motoristico, a causa dei nubifragi verificatisi nelle ultime settimane nell'area pedemontana dell'Alta Marca Trevigiana e a seguito di ripetuti incontri e confronti con la provincia di Treviso, preso atto dell'incertezza inerente alla tempistica dei lavori necessari per il ripristino in sicurezza dell'area specifica, considerata la complessità della situazione in corso, si è reso necessario rinviare la 43esima edizione della gara. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Un nuovo caso di sindrome emolitico-uremica in Veneto. Un lattante di 10 mesi e mezzo è stato ricoverato prima all'ospedale di Belluno e poi trasferito a Padova per complicanze renali. Si tratta di una patologia rara ma molto grave e spesso legata ad infezioni alimentari. Il bimbo è ora in miglioramento. L'ULSS Dolomiti attiva una strategia di vigilanza. Urine scure, sangue visibile, un quadro ecografico che non lascia dubbi, edema a entrambi i reni. Così, nella notte del ricovero all'ospedale San Martino di Belluno è stato diagnosticato un caso di SEU, sindrome emolitico-uremica, in un lattante di 10 mesi e mezzo. L'atteggiamento molto prudente da parte del medico della notte ha permesso di non rinviare a domicilio il bambino, ma di trattenerlo per fare ulteriori approfondimenti, e questo ha permesso poi con gli accertamenti di innescare tutto un sistema di valutazioni che ha permesso poi di trasferire il bambino presso il centro di Padova. La SEU è una patologia rara ma molto seria che nei bambini sotto i 5 anni rappresenta una delle principali cause di insufficienza renale acuta e nei casi più gravi può portare al trapianto. In estate i casi aumentano. Tra giugno e agosto il Veneto è tra le regioni italiane più coinvolte e non è il primo episodio. Lo scorso novembre una bambina di Cortina d'Ampezzo aveva contratto la SEU dopo aver consumato formaggio prodotto con latte crudo. Questo caso ci ricorda cose che magari dovremmo ricordarci tutti i giorni, che certi tipi di alimenti e soprattutto come gestiamo questi alimenti sono molto importanti per ridurre i rischi di infezioni trasmesse.
Per prevenire nuovi casi, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti ha attivato una strategia di vigilanza sul territorio, focus sull'innalzamento degli standard igienico-sanitari nelle produzioni lattiero-casearie, controlli mirati e sensibilizzazione della popolazione. Il bambino di Belluno resta sotto stretta osservazione, il decorso positivo, ma il caso riaccende l'attenzione sulla sicurezza alimentare, soprattutto per i più piccoli, ai quali per nessuna ragione devono essere somministrati alimenti crudi. Né alimenti crudi né alimenti non lavati. E quindi questo è molto importante, come anche ovviamente prima di preparare il cibo dei bambini, chi lo prepara deve lavarsi le mani. Il caso del trasferimento temporaneo di Falco 2 dall'aeroporto di Belluno a causa del concomitante evento internazionale di paracadutismo accelera il progetto di dotare l'ULSS di una propria base. Dopo giorni di polemiche, a fare chiarezza è il commissario dell'ULSS 1 Dolomiti, Giuseppe Dalben. Nessuno, io in particolare, non ho mai pensato di portare l'elicottero a Pieve di Cadore. Una polemica che non aveva assolutamente senso di esistere o di svilupparsi come si è sviluppata nei media, in quanto una volta evidenziato il tema che le due attività di elisoccorso e del paracadutismo non potevano coesistere, la soluzione è stata trovata nel appunto far sostare l'elicottero in quel di Belluno. Il numero 1 della sanità bellunese mette la parola fine alla polemica delle ultime ore, divampata la notizia del trasloco di Falco 2 dall'aeroporto di Belluno alla base EMS di Pieve di Cadore per il concomitante evento internazionale di paracadutismo. La seconda eliambulanza istituzionalizzata per il periodo estivo resta nel capoluogo e a tirare un sospiro di sollievo sono gli addetti del soccorso sanitario. Io sono contento di avere suggeritori, di avere gente che mi consiglia, accetto ben volentieri tutto quello che mi viene detto, però poi decido. A fare scalpore la posizione del sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrini, il quale, sollecitato da Corrado Marchetta dello staff del Trofeo Città di Belluno, si è rivolto al commissario Dalben. Sì, mi ha chiamato, mi ha fatto presente che c'era questo tipo di situazione, l'ho rassicurato che sicuramente una soluzione che potesse andare bene ad entrambi la si trovava. Quindi è stata attivata un'interlocuzione con gli enti competenti, arrivando alla soluzione temporanea dello spostamento di Falco 2 al San Martino per 3 giorni. A mettere il cosiddetto timbro la decisione è stata ENAC Malpensa, l'autorità di volo del Nord Italia. L'obiettivo però è evitare che si ripetano situazioni come questa e per questo motivo l'ULSS Dolomiti è al lavoro da tempo. Anche questo tema è un tema che ho affrontato ormai da diverso tempo, cioè quello di dotare l'azienda ULSS 1 Dolomiti di basi sue. Quindi noi andiamo verso una progettualità che non comporti più l'utilizzo di quell'aeroporto. Intervento dei Vigili del Fuoco alle 10:30 di questa mattina per spegnere l'incendio di un trattore in via Viliago a Sedico. Dopo essersi accorto delle fiamme, l'autista del mezzo illeso ha immediatamente allertato i soccorsi a spegnere le fiamme con l'ausilio della schiuma antincendio, le squadre del comando di Belluno con un'autopompa e un'autobotte. Un viaggio tra sport, parole ed emozioni per raccontare la montagna e i suoi campioni. È stato presentato a Cortina Dolomiti Scie di Gloria, il progetto teatrale ideato dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dalle nevi di Cortina 1956 alla fiamma che si accenderà nel 2026. È una staffetta simbolica e culturale quella proposta da Dolomiti Scie di Gloria, progetto teatrale ideato dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese in sinergia con il Teatro Stabile di Verona e presentato nella sala conferenze del Museo Paleontologico di Cortina. Cerchiamo di unire la letteratura portando soprattutto i giovani a teatro, invitandoli attraverso la conoscenza e la proiezione di immagini, le interviste di grandi campioni, ma riservando anche uno spazio alla montagna e direi alla voce degli scrittori, degli autori che di montagna
hanno parlato. Lo spettacolo porta perciò sul palco le imprese di campioni come Eugenio Monti, Maurilio De Zolt, Cristian Ghedina, Stefania Constantini, René Di Silvestro. Le loro storie si intrecciano con brani di autori come Buzzati, Zanzotto, Mann, Corona e Antonia Pozzi. A firmare la drammaturgia insieme a Valier anche il giornalista Lorenzo Fabiano. Un progetto che punta a far dialogare teatro e sport con un tour che da novembre 2025 toccherà Cortina, Belluno, Feltre, Auronzo, Conegliano, Verona e forse Milano, con mattinée dedicate alle scuole e serate aperte al pubblico. Questo spettacolo è dedicato nella scia delle glorie degli antichi e gloriosi olimpionici che nel 1956 sono partiti qui da Cortina, ma è aperto alle nuove glorie olimpiche dei giovani. Prodotto con il sostegno di Regione Veneto, Camera di Commercio Treviso Belluno, Fondazione Teatri delle Dolomiti e Confindustria Belluno Dolomiti, con il patrocinio di Fondazione Cortina, Scie di Gloria si propone come un racconto collettivo, un ponte tra passato e futuro per accendere i riflettori su ciò che rende questa terra olimpica anche nell'anima. Ed è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.